Sono rimasto così perché devo presentare l'attore per eccellenza, si chiama Manolo! Ha visto Manolo? Cosa le sembra? Scardito. Come sta Manolo? Benino, anzi, sono al settimo cielo. Lo vedo che oggi è un bello tonico. Forse perché sono entrato correndo oggi. Ah, è entrato veloce, sì. mi sa che attavo. Sono ancora carico da ieri. Ah, perché cosa ha fatto ieri? Ho conosciuto i genitori della mia nuova fidanzata. Sì. Auguri. Una ragazza che ho conosciuto in un meeting per pornostar. Ah. Sì, siccome ci sono nuovi aggiornamenti, Sì. e allora l'ho conosciuta e appena l'ho vista e appena mi ha detto il suo cognome ho capito che era portata per questo lavoro. Come si chiama? Vacca. Vacca. Appena l'ho capito ho detto questa è portata. Ascolti, ma come li ha conosciuti i suoceri? Ma guardi, la notte prima, siccome ero veramente eccitato, teso, esatto, per la situazione, certo. non ho chiuso occhio. Ah. Niente, mi giravo, agitato, rotolavo nel letto. Vabbè. Esatto. E mi sono alzato presto allora, Certo. perché proprio non riuscivo a dormire. Sono andato, mi sono fatto la doccia, il bidet. E poi mi sono fatto, per darmi un po' di carica, una caffettiera da 12 di caffè. Esagerato, da 12. Effettivamente forse mi ha dato troppa certo, carica. lei già doveva conoscere i suoceri, ci manca solo 12 caffè. C'avevo il cuore leggermente accelerato. Ma poi è riuscita a rilassarsi? Sì, mi sono un po' rilassato, ma neanche tanto. Per l'occasione mi sono lavato i denti. Mi sono messo l'olio nei capelli, infilato l'accappatoio. Ma che devi dato dall'accappatoio dai suoceri? Perché sto male? No, non è che sta male, però assolutamente. Gli hanno fatto anche i complimenti. Me li immagino. L'ho fatto provare mia suocera. Certo. Sì. Comunque ero in ritardo e allora mi sono fatto veloce la scala per andare alla macchina, sì. no? E allora questa foga, questa velocità mi ha fatto venire ancora attenzione. Un po' di... Sì. Sono arrivato dove era la macchina, non l'ho trovata. Non l'ho trovata. Ho detto, l'ha rubata. E allora mi è salita ancora la tensione. Sono andato in una farmacia per farmi dare qualcosa per rilassarmi. Certo. Il medico mi ha dato queste cose perché gli ho detto mi dia delle cose perché devo andare a casa della mia ragazza. E quindi ha capitato delle pastiglie. E mi ha delle pastiglie e me ne sono preso 5 tutte in una volta. 5 pastiglie per calmarsi. Sì, signore. Allora e quindi si sentiva meglio? Non tanto. Sono arrivata alla macchina e improvvisamente ho sentito turbolenza nel corpo, no? Ho sentito che mi sentivo vibrare, veramente. Sono entrato in macchina, era cosa incredibile. Il cuore era così eccitato, così agitato, che il rumore sembrava il film, la musica del film Lo Squalo. La conosce quel signore? Certo. E comunque, guarda, io dicevo, ma che cosa mi ha dato? Cosa gli è successo? Cerco subito la scatola e leggo nella scatola Viagra. Viagra? 5. Le ha dato calmanti? Mi sono spaventato. A un certo punto mi sono teso. Si è teso lei? Sì. Era agitato. Esatto. C'avevo i polpacci con le cosce che mi vibravano tipo ali di libellula. E allora? Venga al dunque. Allora a un certo punto cosa è successo? Mi alzavo dalla poltroncina della macchina tipo esorcista. Siccome non ci stavo più, ho dovuto portare indietro la poltroncina perché mi sbatteva il cosino. Fermi un attimo. Non ci stavo. Quindi vibrava, si agitava. Ha cominciato a uscire fumo. 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 A un certo punto si è aperto uno squarcio dall'accappatoio. La macchina si è riempita di fumo, ho dovuto evacuare l'auto. Sono uscito a caso vuole davanti a un'autobotte dei vigili del fuoco. E l'hanno spento? Che mi hanno visto uscire tipo torcia umana. Certo. E a un certo punto mi hanno sparato acqua dall'idrante a 7000 atmosfere. E si è calmato? Niente, questo era sempre... Vabbè, se non entriamo, si è capito, dai. No, questo è contento, tipo un cavaliere in alto uniforme. Vabbè, posso immaginare. E comunque, com'è finita? Hanno chiamato rinforzi. Sono arrivati i rinforzi. Mi hanno sparato da 3 idranti lì, ma niente. A un certo punto hanno usato le maniere forti. È arrivato un vigile specializzato tipo testa di cuoio armato di un arpione. Che con una forza incredibile e decisa mi ha mozzato la testa del cosino.
Morale della favola? Morale della favola: leggere attentamente le modalità d'uso e le avvertenze prima di apprendere i farmaci. Manolo, venga quando vuole. A dirlo lei, a dirlo io. Grazie, Manolo!